E con noi Tommaso Colamaria. Allora Tommy, Monza che ha giocato un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo la qualità del Forte si è vista in maniera evidente. Sì, non poteva essere altrimenti, anche perché abbiamo, credo, giocato bene, tenuto testa bene, non solo pensando a non subire, quindi a contenere il primo tempo. Poi inevitabilmente le forze sono venute un po' a mancare, perché anche a livello numerico eravamo in difficoltà. Aver avuto un cambio in più, non si vince la partita probabilmente, però certi errori oppure certe situazioni con un po' di freschezza in più eh, eh, potevano allungare la partita, ecco. Sei soddisfatto di quelli che giocano meno, in particolare Alessandro Uva, che insomma è al 2006 al debutto in Serie 1, stasera ha avuto anche tante responsabilità. Assolutamente sì, specialmente di Alessandro, che chiaramente è un 2006, è un salto di categoria enorme. Anche in A2 l'anno scorso non è che giocasse così tanto, giocare contro il Forte dei Marmi e non potergli dire niente se non 2 o 3 accorgimenti, che penso che sia già un ottimo risultato, ma è solo un risultato di partenza. Tutti hanno giocato bene stasera, perché se non giochi bene non finisci il primo tempo in parità, non tieni il Forte dei Marmi su un certo risultato. Poi è chiaro che la qualità, gli episodi, alcune distrazioni nostre hanno finito per un risultato che non è tanto che è largo, però è la reale dimensione tra noi e il Forte dei Marmi, ma noi ci siamo trovati a giocare anche con un giocatore in meno. È abbastanza importante in queste situazioni, perché con una squadra come il Forte dei Marmi, che in qualche momento ti lascia qualche opportunità, giocatori tecnici e rapidi come Bielsa potevano variare qualcosina il tema della partita. Ok, ringraziamo Tommy.